Se hai una pianta di rosmarino in giardino, c'è un segreto che devi sapere. Anni fa, Serena, una cara vecchia amica Giana, mi disse, scherzosa, che nella casa delle donne autorevoli il rosmarino prospera, per cui mi consigliò: cura lo stato del tuo rosmarino perché tu e lui siete legati. Non è un caso che nel mondo classico il rosmarino intrecciato in corona si bruciasse in onore di Afrodite, Venere e degli dei della casa. E non è forse un caso che le mie donne usassero il rosmarino per migliorare la salute e la bellezza. Con l'oleolito di fiori e fronde, i più abbienti preparavano un olio utile contro i reumatismi, i più poveri si accontentavano di realizzare un unguento a base di strutto o di riscaldare rami di rosmarino sotto la cenere per sfregarli sulla parte dolente. Oggi quello stesso olio è consigliato per il benessere della cute e la forza dei capelli. Leggi sotto, ti regalo 2 ricette: acqua ungherese per massaggi stimolanti e unguento di rosmarino contro i reumatismi. E tu per cosa userai il rosmarino? Sono Claudia Zedda, antropologa, appassionata di etnobotanica e scrittrice. Seguimi per conoscere una Sardegna che c'è ma in pochi vedono.